Sì, sordelegato sono stato io. Però non mi dovete credere, ve lo giuro. Io mica lo so com'è successo. Io stavo a dormire. Sì, ecco, stavo proprio a dormire. Tutto a un botto ho sentito mamma che gridava. Come se qualcuno la stesse assalendo. Allora io... Mi potete far levare queste per piacere? Vi racconto meglio tutto. Dopo me le rimettete. Tanto mica scappo. Grazie. La storia si può dire che cominciò l'anno scorso, all'osteria dell'Infrascata, quando mio fratello Gigi vide per la prima volta qua schifosa. Io stavo a fare la gara contro Peppe Panza per 50 lire, ma a noi, voglio dire, a me, a Gigi e a mamma, ci servivano pure quelle. Voi beneficiatevi, Forza Peppe, datela fare! Fatemi bere, date per vino che mi sono stufato! Ma devi bere che ti riempi di più, ti riempi! Danilo, tu non bevi, mi raccomando! Ma guarda Non mi sono torsato! E manna giù! Dai, Anino, sei il meglio stomaco di Roma! Dai, che quello è bello che è arrivato! Ma questo lì! Sentite un po', ma avete visto dove è andato Gigi? Ma che ne so io? Dai, Anino, dai, E state zitti, vado a combatti! Dai, Anic, che stai a vincere! Forza, principale! Ammazzi, che campione che sei! Dai, Sorfei, cerca da vomitare! Silenzio! Se il concorrente vomita ha perso l'incontro. Ma che c'è qui? Cosa sta succedendo? Su, venite. Mettiamoci lì. Non fate caso al locale, non siamo certo al Biffi. Gualtiero, ma dove ci hai portato? E questo è un locale di Apache. Mi stupisce perfino che tu lo conosca un luogo simile. Lo sa la baronessa tua madre? Me lo direte quando avrete assaggiato le fettuccine al sugo di lepre e le costolette da bacchio scottadito. Mara, ma perché non ti siedi? Ah, io delle costolette e delle fettuccine ne faccio a meno. Se proprio volete mangiarvele vi aspetto nell'auto. Spero che non ci vorrete fare un affronto simile, gentile signora. Un'osteria come questa non ce l'ha mai avuto una cliente come voi. Sta bettola di embriaconi e sprocetati l'avete fatta diventare una serva. Rimanetene. Oh, bene, Mara, hai cambiato idea. Potreste chiamarci il Sor Cesare, l'oste? No, in questo momento sta fatta giudice nella gara della trippata. Ma di che gara si tratta? Lo dice la parola, gentile signora. Una gara a chi s'abboffa di più. Si fa 4 volte l'anno. Una per stagione. Oh, deve essere divertente. Andiamo a vedere. Bene, almeno vedremo mangiare gli altri. E chi sono i concorrenti? Uno è Peppe Erpanza, de Testaccio. L'altro è Nino de Trastevere, mio fratello. E il pollo arrosto. Buoni, questo pesa di più. Ce levo un'ala. Giusto, le porzioni hanno da essere fatte uguali. Da mammi! Ci dovevi venire te a fare, questa fametta ritrovi sempre. C'ho 7 fratelli che sto come 1000 cavallette. Che non lo sai che a casa mia pure i sorci c'hanno i ripallocchi. Magna, Peppe, magna! Ecco, bravo, date la sistemata alla panza. Forza, Peppe! Bravo! Ecco, voglio fissare zitti! Dai, che quello non ne fa più. Forza che i 50 lire sono tue. Pare che mangia da settimana, quanto... Un pollo intero. E se lo mangiano tutto. Tutto? Questi già si sono mangiati. 1 chilo di bucatini a testa, 2 porzioni d'abbacchio, una frittata di 8 ova per uno, i filetti di baccalà con i carciofi alla giudia, 5 fette... sempre a testa, Mezzo chilo di patate al forno e mo hanno finito la porchetta e attaccano col pollo. E che là? Che ve ne pare?
A Nino c'è il budello attaccato col fiume. Non lo guardare, ecco, così, piano. Il maglia piano, va lontano e vince il grano, capito? Ecco, buono. Forza, mastica bene, che meglio mastica e più ti riempi. Ma cianci cagnocchi, di una preghiera per farlo vincere. E mo pure pregare. Ma ce lo sai, no? Sti 50 lire per me sono importanti. Potrebbero anche voler dire il matrimonio con Nino. Dai, Nino, dai! Complimenti per suo fratello. Credo proprio che vincerà lui. E se capisci, i fratelli romagnoli vincono sempre. Dovremmo da essere sempre i primi. Noi teniamo le mani un po' dappertutto. Me ne sono accorta. Scusate, ero distratto. Forza Nino che c'è mezzo polo di vantaggio. La Sorannita, che fio sfornato che c'avete? Ma non gli farà male. Per carità, Ninetto mio è un torello. E poi per 50 lire farebbe questo e altro. Ah, la stanza del signor Cerretani, vero? Già. Se la potessimo unire all'appartamento nostro, si potrebbe respirare un pochetto. Stiamo ancora risicati in quelle 2 camere che presi in affitto a mio marito quando ci sposassimo. Ma quel lavaraccio del sor Pasquale Cerretani può 2000 lire e non un centesimo di meno. Signora Arpida, se voi voleste, io potrei... Ah, ci risemo, maresciallo? No, come l'ho detto. Tanto io ci sono abituato ai vostri rifiuti. E mo non vi offendete. Ce lo sapete che mi siete sempre stato tanto simpatico, no? La simpatia è una moneta fasulla con la quale si vuol contrabbandare una verità amara. Maresciallo, mo vi mettete a parlare difficile, io quando vi capisco. E poi, sempre questi discorsi dovevamo da fare. Da 27 anni. Ecco, e da 27 anni che siamo la favola dell'Urione. Dicono che siamo come i guerrieri dell'opera, che si devono da sposare, e non si sposino mai. E non per colpa mia. È da 27 anni che ve lo chiedo e sono 27 anni che vi dite di no. E intanto fanno i pettegolezzi. Su noi 2? Sì, la vedova inconsolabile e il maresciallo Pomicione. Pomicione io. Magna perché quando mangi sei bello. Forza di che quello ha finito! Non cantare vittoria, che te credi? Forza Nino, fai a vedere chi sei. Butta giù, Nino, forza! Pensa alle 50 lire! Dai, con la coscetta, Nino, forza! Tutto dipende dalla salivazione. Silenzio! I contendenti hanno diritto a mezz'ora di riposo. Ma Sor Cesare, quale mezz'ora? Seguiamo e sbrighiamo, se che io c'ho un invito a cena stasera. Allora sotto che la trippa romana. No, trippa no, respira forte tu che te che fame, dai. Vabbè, capirai, sta succia 2 minuti. Oh, fammi il peso giusto, Vabbè. E non ci mette il pecorino che gli fa bruciare lo stomaco! T'ha visto, sono 2 filetti, e pia forchetta con cosa sia su, ecco avanti, bravo. io ci provo. È come quella che fa mamma che la mentuccia. Dai che te va giù liscia come un brodino, dai. Silenzio! Dichiaro vincitore della trippata stagionale Nino Romagnoli! Andiamo, Maga, mi è passato l'appetito. A me invece è venuto. Perché non ci fermiamo? Ha ragione Gualtiero, anch'io non ho più fame. Non te sei allenato. Portamolo in trionfo! E chi ha fatto dopo quello che si è mangiato per il doppio? Calma, bravo Nino, sei meglio di tutti. E guarda, e via, te le sei proprio meritate, guarda, 25 e 25 che fanno 50. Felice di avervi conosciuto.
che non ritornate. Qui da Sor Cesare c'è una cucina proprio speciale. Va bene, forse un giorno verrò a provare qualche specialità. Arrivederci. Ecco un combattimento! Aranciatelo che casca! E non fa gelosa, mica è colpa mia. Io le donne come le guardo le fulmino, lo sai. Ho vinto, tenete mano. Come stai, fietto mio? So che hai fatto uno spuntino con un amico. Ti senti bene? Certo, come me da sentire? Beh. Benone. Boni? Vado da solo. Non mi serve niente, non mi serve. Oddio, sei sturbato! È morto! E non la spreta che gli esce il supplì dal naso! Il messaggero con l'ultima notizia del Duca dell'Abruzzo del Circolo Polare. L'aumento del pane a 53 centesimi al chilo. Ragazza di San Lorenzo beve un litro di varecchina perché si accorge di essere incinta. La marichina la doveva bere quello scellerato che l'ha rovinata qua, poveretta. Ma quale poveretta, signor? Si vede che prima gli è piaciuto. Come si dice, se il padre non sta fermo, la sciabola mica può entrare. Messaggero! A cianci negli occhi! Ma che stai a fare? Sto a lavorare. Ma parrucchiere, con quante R si scrive? Perché? Quante ce ne vanno? Beh, io non lo so, domandiamolo a Don Placido che ha studiato, ha fatto l'università. Il messaggero! La riceve, dammi il giornale. Eccolo, Sorcè! Avete visto? Quasi 100.000 lire di debiti al comune. Ah, c'è stanno le notizie della guerra del Sudafrica? Un momento. Ah, sì, ecco qua. Vittoria degli inglesi a Kimberley. I boeri in ritirata. Ritirata che vuol dire? Il cesso? Ma quale cesso? Ammazzate quanto sei ignorante. Oh. Sentite un po' questa. L'allargamento del Tritone con la sostituzione dei tram a cavalli con accumulatori elettrici aerei. A un sordo la corsa. Io l'ho già visti, sono i tramvai elettrici, ma mica sono tanto meglio di quelli a cavallo. Perlomeno non cagheranno per strada. Ah, Silvio, sto cane sta diventando troppo cattivo, bisogna che gli metti la musarola. Poveraccio, è un po' nervoso per via che è ancora vergine. Non sono riuscito a trovare una cagna un po' mignotta per farlo sfogare. La sorcia io me ne vado. Se vi avanza qualche cosa in cucina ricordatevi di me che Dio vi guarda. Oh, e Nino, l'officina è ancora chiusa. Te credo, dopo tutta quella magnata che si è fatto ieri sera, stare ancora a dormire. Nino! Ah, Nino, ma te vuoi alzare? Lasciatelo dormire, ma tanto non gliela fa a svegliarsi. E al lavoro chi ce va? Ce vado io. Ecco, allora stavo a posto. Nino? Nino? Oddio. Nino, sveglia, andiamo, oh! Sveglia che sono le 9. Sveglio io. No, adriparo. Non gliela faccio più. Ani, stanotte t'avevo portato a letto col caretto. E me coglioni. Che so ste parolacce, meco qui, meco là. Andiamo, arzete. Ma dico, ma è possibile che ci dovete trattare sempre come due ragazzini? Dai, ho detto arzete. Ancora 5 minuti, ho fatto pure quel sognaccio, aspettate. Altri 5 minuti poi mi alzo. Ma quali 5 minuti? Su presto, arzete, che devo rifare i letti. Non li conoscessi 5 minuti tua? Oh, è peggio dei carabinieri. Agì, e ieri sera mi potete pure mettere la camicia da notte, no? Sì, mo pure la camicia da notte. Ma ringrazio Dio che ti avevamo spogliato. Hai rischiato di schiattare per 50 lire, mentre che io me ne beccherò 500 quando che vincerò la Roma Frascati. Sarà, ma mi sa che tu t'alleni proprio poco, eh? A Gigi, manda sta il giornale di oggi? Ecco, qui ci vedrebbe a porta dalla stanza nuova. Quanto ci avevo già da parte? 307 lire. E non gli si potrebbero dare come acconto con lo strozzino del Sor Pasquale? Magari, niente da fare. Vo' 2000 lire, tutte insieme, subito, una sull'altra. 2000 lire, capito? Perciò bisogna che si sbrigamo. Che
appartamento come si deve? Già, e sai che ci famo? Camera da pranzo e salotto. Ma quale salotto? Quella deve essere la camera matrimoniale mia e de Tecla. Poraccia aspetta da 8 anni. E sai quanto me ne frega a me de Tecla? Ma insomma, io e te dobbiamo seguire a dormire insieme per tutta la vita. Ma tu sei embriaco. Ani, allora che vuoi fare? Salotti e camere da pranzo. Tu te sposi Rosetta, io Tecla, e i ricevimenti li famo in cucina, come abbiamo sempre fatto. Chi se vede? E capirai, a bella Odero. Buongiorno alla bellezza. E andiamo, sbrigati. E non perde tempo. Io vado avanti, Odora? Tanto. Ma no perché è un fiore, perché è stato nelle vostre mani. Zero qui che facevo il battuto con la cipolla. Anino! Sabato sera al Costanzi fanno la Ida. Andiamo a fare comparse, 2 soldi a testa, ho già combinato. Bravo. Anino, c'è stato lavoro pure per domani, a 3 soldi l'ora. Ai mercati generali? A scaricare cesti di frutta e di verdura alle 4 di mattina. Sempre sordi so. Oh, se volete farsi 2000 lire vi dovete attaccare a tutto, no? Bisogna attaccarsi a tutto. C'ha ragione Tecla. Tutto fa brodo, come disse quello che pisciava male. Andiamo, muovete. Voglia di lavorare. E Gnapeta? Com'è che non c'è sta? Che ne so? Ah, ecco. Buongiorno, principa. A quest'ora te presenti. Come Come sia? ci stiamo noi, tu devi stare qui la mattina alle 8, puntuale. Guardate Hai che vi ho capito? portato da mettere da calzetta. Ammazza quanti sono. Fa vedere. 8 soldi e 3 centesimi. Sono tanti, sono tanti eh? sì. Andava presi. E che ve frega, metteteli con l'altro, Andiamo, bisogna dice, fare di un andava mestiere, preso. no? A Valdegmè, ve lo dico io, li ha rubati. Quel piccolo sacrilego è venuto a servir messa, poi ha fatto la questua e si è portato via tutti i soldi. Sto zozzo l'unite schifoso. Ma siete sicuri? E come no? Non è nemmeno tornato sull'altare per l'ite missa est? Eccoli qua, Don Fla. Tutti quanti come me l'ha dati a me. Ma lo dovete perdonare. Lui l'ha fatto a fin di bene. Fin di bene, fin di bene. Se ci mettiamo a rubare anche nella casa del Signore andiamo a finire tutti a puttane. Dove stai? Via fuori, a Malandrino. Dai, che te la drizza la schiena. Allora, dove sei nascosto, A delinquenti. A Giornino, l'ho fatto per voi, e pure per mia sorella, che piange tutte le sere e che dice che non può morire zitella. Forza che non c'è more, zitella. E nemmeno tu mori, signorino. Qui ci stanno 500 lire già belle che guadagnate. Che macchina, Senti? Senti quanto è leggera. Ammazza, sarà manco 20 kg. Beh, 18. Hai capito? Sì, se non ti dà i soldi, la carne te la riporti indietro. Vabbè, Serpio. Oh, ma è vero sto fatto di sta bocchi? Certo, è quella proprio vera, con i guantoni e ringe. Ieri ho portato la carne a casa del Sor Giovanni Iattorelli, che è l'organizzatore, e ho sentito che ne stava a parlare con uno. Ci stanno 1000 cocuzze di premio. Allora bisogna andare da Gigi. Ah, quando andate? Ma tu ce lo sapevi di sto fatto di sta bocchi? Ah, ma sì che bro, ce lo sapevo sì, c'è sta pure sul giornale. Che c'hai qui, la carne? Ma non è una fettina. Ma che sta o magna cruda? Allora che famo? Andiamo subito da Gigi. Gli dovremmo dire sto fatto di sta bocchi, si capirà 1000 lire. Gigi a fare cazzotti non batte nessuno. Sì, però l'incontro è col campione inglese che si chiama Bobby Wilson. È lui che sfida tutti quanti. E io scusa un baffa, Gigi. Oh, Gigi è stato pugno proibito per 2 anni e ha vinto a braccio di capirai. Guarvaro de Ponti. Chi? Quello che rompeva i noci col pisello? No, reggi un po' un attimo. Ste 1000 lire ci fanno proprio comodo, capirai? Mia sorella sotto anni. Fulmine! Fermate, portacci tua pena! Quando ero Maria Rosa, ognuno mi toccava, dicendo fai la brava, poi parlo con mamma, ma faccio la sciantosa, ho un nome conosciuto, fru fru bocca velluto, sento sospirare. Fru fru bocca velluto, nuvasa, fru fru bocca velluto, nuvasa me li ha da, bebè tiene la mente, ma paga stu vaso, e non mi importa niente, si parli con mamma. La mossa, la mossa! La mossa, vogliamo la mossa! La mossa! Quando ero Maria Rosa, io rossa diventavo e assai mi vergognavo di stare a tu per tu. Adesso è un'altra cosa, ma non diventa
vaso meglio da, beve tiene nella mente, ma paga su vaso e non mi importa niente, si parla con mamma, frufruvo che vellute, nu vaso, frufruvo che vellute, nu vaso meglio da, beve tiene nella mente, ma paga su vaso e non mi importa niente, si parla con mamma. Buonasera. E voi che volete? Chi siete? Ma come? Non vi ricordate di me? Ma come avete fatto ad entrare? Io entro sempre dappertutto. Non ve l'ha mai detto nessuno che siete un maleducato? Parecchi. E che avete una bella faccia tosta? Eppure questo me l'hanno detto in parecchi. La vigilanza in questo teatro è alquanto scarsa. Questo mi offende a me. Picchio per cuoco, no, non è paioco. Già, e me, già, e me. Adesso andatevene perché mi devo spogliare. E vi do la mano io, no? So pratica a spogliare donne. Ma che fate? Ma quanto sei buona! Fermo! Andiamo, staccia, andiamo! Andatevene o chiamo qualcuno! Oh, con me ci sono sempre state tutte! Lasciatemi! E fate da un bacetto! Siete pazzo! Sei tu che mi fai impazzire, bella gnoccolona! Aiuto! Ma che sta facendo? E sta buona, vedrai! Ma questo come entra? Ma che sei? Via! Ma io considero proprio a me. Ma che cosa fate? Imbecille! Ma che fate al tuo marito? Venite giù che vi faccio il tuo firme tutte, qua restiamo tutti a nome della legge, stiamo tranquilli qua. Ordine, fermo! Ma che indecenza, non si può venire più nemmeno a teatro. Hai ragione che non ci vedo! Sortita, avete visto Gigi? Io no. È finito. Allora, sono 4 paoli. Che forza, andiamo. Grazie. Tiè. Chi vince beve e chi perde paga. 1 litro di vino tutto lui. Andiamo a fare una foglietta da qualche altra parte, che andiamo, è meglio. andiamo. Ciao Gigi, oggi è domenica. E domani è lunedì. Mi porti al bar cinematografo? Dice che si vede la stazione di Milano con l'arrivo del treno. Ma che treno, ma che stazione, a Rosé? E qui bisogna risparmiare. Però i soldi per andare a teatro li spendi, eh? Non ho speso niente, ma fate entrare il bruscolinaro. Ma perché vai sempre a teatro? Ti piace proprio tanto quella sciantosa? Oh, e non cominciamo con le gelosie, eh? Io vado a teatro perché mi piace l'arte. Vedi te che la vestita a lutto, e che gli è successo? A Sor Cesare, datemi una gazzosa, va. Oddio, che stanchezza. Non gliela faccio più. Che te? Ammazzela che scarpinata fin qui dal Camposanto. A Tecla, ma che t'è morto qualcuno? Morto Sor Bonifacio, quello del Banco dei Pegni. Lo strozzino? Un fio di una mignotta di meno. Sì, c'ha ragione, ma la famiglia ha pagato mezz'ora a testa per piagne tutta la notte alla veglia funebre. E in più mi sono fatta pure il funerale per rimediarmi un'altra lira. Anzi, a Rosetta, t'avevo cercato pure a te, così sarebbero state 3 lire, no? Tiè, metti una calzetta, va. Brava, Tecla, brava. Oddio. E mo fate vanno a cambiare, perché tutti quelli che incontro mi domandano se mi è morto qualcuno. A Tecla, chi t'è morto? Ah, rieccone un altro. A Cianci Cagnò. Non lo dia a nessuno, ma lo sai chi è morto? Fra cazzo da Velletri. Poveraccio, era tanto buono. 315 lire. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. 318 lire, 4 soldi e 3 centesimi. Capirai, per fare 2000 lire c'è una vita. Andiamo al lavoro, su. Troppa migragna. È inutile, quando in una famiglia manca il padre, manca tutto.
Che è stato? Ah, ma che vi siete ammattita? Vi sarà mancato il padre. Ma guai a voi si fa azzardata di che vi è mancato tutto. Niente vi è mancato, scarpe, libri di Adesso che scuola. c'entra sto discorso, ma... C'entra! C'entra perché ho fatto una vita di sacrifici per voi. Era ancora una ragazzina quando sono rimasta vedova. E vi potevo schiaffare all'orfanotrofio, va bene? All'opera pontificia d'assistenza. E io potevo fare la vita da signora, sposandomi con chi mi pareva, potevo scegliere. Lo sapete, sì? Ero la meglio di tutte, la meglio di tutte. Mi chiamavano... La Rosa de Trastevere. Bravo, mamma! Ma disgraziati! Scappa! Attento che sarà bene davvero! Andiamo, sono letto! Vada! Oh, maresciallo, scusate tanto. Oggi piovono ciabattate. Scusate. Oddio, maresciallo, scusate proprio. Io non volevo mica. Non ne dubito. Scusatemi. Prego, accomodatevi. Oggi è il vostro onomastico. Santa Armida. Permettetemi di offrirvi con i miei auguri questo modesto omaggio floreale. Grazie. Scusate. Questo modesto omaggio floreale. Grazie. Quanto siete gentile. Ve ne ricordate tutti gli anni. Prego, non fate complimenti. Accomodatevi. Grazie. Se gradito è l'ospite, graditissima è l'ospitalità. Volete un caffè? Grazie, sì. Prima lo metto in fresco queste, non vorrei che mi si asciugassero. Quanto sono belle. Belle come voi, signor Armida. Maresciallo, adesso mi volete via in giro. Una volta forse, quando ero giovane. Non sempre il tempo la beltà cancella, come dice De Amicis. E sempre per dirla con il poeta, anch'io più vi guardo e più vi sembrate bella. Certo, maresciallo. Devo da riconoscere che ci avete una gran costanza. Siete stata l'unica donna della mia vita. E davvero non vi so spiegare perché mi abbiate sempre, con altrettanta costanza, detto di no. Non ripigliamo il solito discorso. Le cose sono nate come sono nate. Ero ancora innamorata di mio marito, pure che era morto. E mi pareva come te fai. Poi Nino ha cominciato ad essere grandicello e io mi vergognavo. È passato un anno, ne sono passati 2, poi 3 e si è fatto troppo tardi. Ma perché troppo tardi? Non è tardi nemmeno adesso. Molti giorni felici potrebbero aspettarci. Sentite, perché non lasciate questo appartamento ai ragazzi che così potranno sposarsi e metter su famiglia per conto loro? Io ho sempre alloggiato in caserma, ma fra 5 mesi andrò in pensione. Ho già adocchiato una bella casetta a Montemario col giardino. Potremmo andarci a vivere insieme. Dopo il nostro matrimonio, ben inteso. A Montemario? Col giardino? Col giardino. Maresciallo? Oh, questo maresciallo. Sono 27 anni che mi chiamate col mio grado militare, ma sarebbe anche ora che mi chiamaste col mio nome di battesimo. Silvestro? Anzi, voi San Silvestro e io la Befana. Maresciallo, ma volete che fa morire tutta Roma a sposarsi all'età nostra? E andiamo su. Ma il matrimonio non è che una consacrazione. 2 vite che si uniscono non è riservato ai ragazzini. Non ci si sposa soltanto per ragioni di sesso. L'amore, il vero amore, è fatto anche di comprensione. È la gioia di vivere vicini, di sentirsi respirare, di chiacchierare, di avvertire in ogni istante della giornata la presenza della persona che si ama. Ditemi che vi ho convinta. Ditemi, qual è il vostro pensiero? È amaro. Ma perché amaro? Perché? Perché non ci ho messo lo zucchero. Dove? Nel caffè. Ah. E vabbè, maresciallo. Cioè, Silvestro, penserò alla vostra proposta. E quando? Quando vi darete una risposta? Non fate passare troppo tempo perché sapete... Vedete che l'età c'entra. No, non mi fraintendete, io aspetto altri 10 anni. Sì, così se sposiamo a Santa Galla. Adesso è meglio che me ne vada perché dopo la speranza che mi avete fatto balenare non vorrei commettere uno sproposito. Arrivederci, Armida. Mia Armida. Arrivederci, Silvestro. Buongiorno, maresciallo. Ciao, Rosetta. Come stai, tesoro?
Ciao, Piccerei. Allora che devo Il messaggero! Caro Don Placido! L'ultime notizie! Il messaggero, la rivoluzione a qual è Pechino, le legazioni incendiate, migliaia di europei massacrati! Fammi vedere un momentino, va là. Un'occhiatina solo, eh? Che tempi, che tempi. Una rissa via Panispern, un uomo accoltellato. Che tempi. Dove andremo a finire? Fammi vedere un po' di cronaca. Peggio di prima, mo che tempi, che tempi. Ah, Don Pla, e mo guardate pure se sono usciti i numeri all'otto, va. Mi è stato a leggere tutto il giornale gratis. Che tempi, che tempi. Il messaggero! L'ultime notizie! Cominciati a Roma i lavori per la metropolitana! Dammi un po' il giornale. Adesso come va? Guarda un po'. Ah, signor, questo è il 25esimo giornale che vedo, ma i sordi quando me li date? E ve li darò. Che ci avete paura che me ne vado? Ma non è per quella, signor, che pure io devo mangiare, che dite? E mio marito non ci può stare senza giornale, lo sapete, Ce lo so, ma io non posso stare senza mangiare. A ogni modo dico se può fare una cosa, non lo so, uno scambio di merci. Che c'avete qui? E Che c'è avete un po' di comprato? carne, per far Fate un brodo. po' vedere. Brodo, buono, signor. Sentite, famo una cosa, così mangio pure io oggi. La carne ve la tenete voi e l'osso muovio io, così ci faccio il brodino per tutta la famiglia. Vabbè, basta che mi dai per Disgraziato, ma che fai? Mi rubi l'osso, mannaggia! Ah, Silvio, vuoi qualcosa a sto cane? dice l'osso è per i cani. Ah, vedi questi figli. Mi sembra scrocchiazzetti. Gigi su magna vivo. O stai nel primo cazzotto. Ma quale cazzotto? Gli abbattano uno sputo in un occhio. Beh, e 1000 sfere già sono convertate, che ne dici, Ricci? Sì, e 1000 lire abbiamo vinte. Però se Gigi si allena così non lo so io. Io nel cuore vostro ci farei una breccia come quella de Porta Via. Davvero? Eravate bersagliere? E come no? Caporal maggiore dell'8° Bersaglieri La Marmora. A me mi piace tanto i bersaglieri. E io ci ho pure combattuto come bersagliere. A coso? A Dogal, in Africa. Mi hanno dato pure un par di medaglie. Senti le fregnacce che sta di. Quei negracci de Menelì che venivano avanti a centinaia, a migliaia. E io con la baionetta me li infirzavo a 3 per volta. Oddio, mamma, a 3... E poi rimasi ferito. Davvero? E dove? Al culo. E te pareva? Fui colpito qui. Ah, Gigi, raccontagli da quando ti trovarono dietro a quel cespuglio con quel negro lucido, eh? Oh, ma mi dici un po' perché non te fai la affarasci tua? Perché la da cantare che le donne, pensa alle natte, se no quando ci arriviamo a quei 2000 lire che ci servono. Ma mamma tua non dice niente che fai tutto sto lavoro a gratis? E che mi deve dire? Ci mancherebbe. Poi scusate, non so la vostra futura nuora. E allora? Sì, vabbè, però voi avete il negozio di stiratoria per guadagnare, mica per fare beneficenza. Ma che fai? Vieni. Stupidona. Gigi corre sempre dietro a tutte le donne. Nemmeno gliene importa più niente. Ma Gigi è giovane. Con l'altra ci si diverte. A te ti rispetta. Io non voglio essere rispettata. Rosetta. Manco ieri sera è venuto a trovarmi e pensate che mi ero messa pure il profumo che state peccato. Dai, su, vieni là e andiamo. E non piagne più, che se no diventi brutta. Andiamo di là, va, che ti dai una bella sciacquata alla faccia, eh? E poi magari sai che famo? Domenica il Papa fa la santificazione di Santa Rita da Cascia. Ci andiamo tutte e due e gli chiediamo la grazia a lei. Non è meglio Sant'Antonio? Ma che Sant'Antonio. Lui di richieste ce n'ha pure troppe. Noi invece se rivolgiamo a Santa Rita, che è una santa nova, e le grazie le concede subito. E su, sì. Sciacquete bene, se no la gente che ti incontra chissà che pensa che hai fatto. Tiè, asciugati. Grazie. Su, adesso va. Stasera gli parlo io a Gigi. Davvero? Sta tranquillo. Ciao, State bene e saluta mia mamma. Ma tu capisci? Il mio numero ha sempre ottenuto un grandissimo successo. E quello piglio e mi metto le prove. Ma ti rendi conto? Questo è un affronto. L'altra sera è andato tutto male per l'intervento di quel mascalzone, di quel teppista. Se lo trovo a quel fetento, io gli rompo la testa, io gli rompo la faccia, io lo ammazzo, io gli rompo il...
Dunque, come vi dicevo, al Teatro Ponte di Ferrara... Oh, finalmente. Stavo per chiamare i pompieri. Eh sì, per spegnere l'incendio che mi avete acceso dentro al cuore. Avete intenzione di saltarmi addosso un'altra volta? No, tutto il contrario. Sono venuto per chiedere scusa. Ma che cosa vi era preso? Un ramo di follia? No, è che io con le donne ci so fare una cosa sola. Fosse pure un angelo. E quella cosa, modestia a parte, la faccio piuttosto bene. Ma le donne non sono tutte uguali. Beh, fisicamente sì. Siete un tipo che va subito al sodo, eh? Perché? Voi no? Dipende. Non mi direte che siete innamorata di quel fregnetto buffo che c'ha l'R moscia, e forse non soltanto la R. Siete uno scostumato. E annamo che voi meritate d'essere amata da un uomo vero, un uomo che si vede un bacio per far sentire suonare le campane, un uomo come... Come voi. E certo, come me. Sentite, signor... Come vi chiamate? Luigi. Romagnoli Luigi. Ah, sì. Romagnoli, quelli che hanno le mani dappertutto. Già. Bene, signor Romagnoli, questi vostri discorsi possono funzionare con le serve del rione, ma non con me. E in quanto a quel fregnetto buffo, come lo avete definito, è il barone Astori e possiede una fortuna di parecchi milioni. Ah, e me ne ero accorto che eravate una ragazza sentimentale. Qualunque donna l'amore ardente lo preferisce impacchettato nei biglietti da 100. Vedete? Luigi Romagnoli incontrerà il campione britannico. Vincerò 1000 lire. Non saranno i milioni del Sor Barone, ma con 1000 lire si può comprare l'amore di qualsiasi donna al mondo. Credete? Io costo molto caro, però a volte vado anche a simpatia. Peccato, perché voi tutto mi siete fuori che simpatico. Mara? Scusa per il... Mara, ma ho avuto molto da fare. Oh, non mi sono affatto annoiata aspettandoti. Ho fatto 4 chiacchiere col signore. Ti ha importunato? Ma no, per carità. Quello dell'altra sera fu tutto un equivoco. Lo sai che è un boxer? E si batterà col campione britannico. Andremo ad assistere, vero Gegè? Vedremo. Su, andiamo, Eugenio. Sbrigati. Au, e venite presto perché rischiate di non vedere niente. Io a quello, al primo cazzotto, lo distruggo. Perché è un puzzone insallenato. Ma non vi preoccupate, stanno appena al terzo round, prima che arrivino al 20. E noi ci arriviamo, ma Gigi quando ci arriva? Sì. Mi pare che il tuo campione stia passando un quarto d'ora piuttosto agitato. Però ha del fegato. Tu ci staresti lì a farti picchiare in quel modo? Io? No, davvero. Marcia indietro! Forza Gigi! Forza il muso! No, che te vuoi fermare? Ma che piccolo! E se era più grosso, pensa di che te faceva! Ma guarda le botte che sta a beccare. Beh, e allora? No! Ho sventro! Romagnò, si vuole fare match pari! 1, 2,
4, 5. E cortateli, mortacci tua! E vi sparaculo! Ma da lotta, fa! Non è corretto! Sei deciso finalmente, gliela devi venire prima così! Bravo Gigi, bene, dai! Qual è? All'ultimo! Portatela all'angolo! No, lasciatevi! Non me lo levate di mano! Gli magni ancora con Arbitro, ci squalificano in questo attimo! E tu mica puoi menare così, Ma ce lo sai che l'arbitro ti squalifica? Sto zozzo figlio della mignottore inglese, se non sta fermo un minuto come faccio a menare? Io protesto! Tu dare mai vittoria per squalifica, non regolare questo, no! Ma così mica è giusto. Se l'era messo sotto, ci sono andati in 5. Ah, Rosì, ma la Bocchi se c'ha le sue regole. Sul ring mica si può fare botte come a Vigolo del Moro, ha capito? Combatta lealmente, altrimenti la schiaccio da ringe. Ma vaffa... Attenzione! Si inizia il quarto round. I secondi si allontanino da ringe. Tempo! Bruscolini, Bruscolinaro, Cannolicchi così! Oh, Bruscolini, Bruscolinaro! Oh, guarda quanto è forte quest'inglese! Oh. Sì, ammazza! Guarda su ring, guarda, te guarda! Guarda sempre su ring, guarda, guarda! Guarda che è, guardalo che è! A Gigi, ne vuoi decidermela? Oddio, e mo' 1000 lire! E 1000 lire se pia quel ranocchietto, guarda quanto mena. Sì, vabbè, Gigi è più forte. Ma inglese ha studiato e c'ha un sacco di tecnica. Allora per vincere con lui c'è un ingegnere. Già. 1, 2. E taglio pure te, cazzotto! Quello meno due chiaffi ai moschi! Bravo, Fulmine, masticalo! Ma insomma, chi è quel cane venato? Fulmine, dai! Che fai, aiuta per cane? Gigi, approfitta! Fuori, fuori, mia mano! Via, cancerino e fanatismo, via, aiuto! Ecco fuori, via, forza! Oh! Ma i mortacci, si sta a far menare al nipote, guarda. Guarda, guarda, quello piccolo piccolo sta a far nero. Romagnoli, stasera non ti riconosce manco tu madre! Oh, non capisco perché mi hai voluto portare a questo match. Quello lì la box non sa neanche dove stia di casa. Ah, me l'hai già detto 20 volte. Se non ti piace, perché non te ne vai? Oh, tempo! Che gli sta combinando. Meno male che è finito il culo testa sarà, che non rompe i coglioni. Va la Ah, Pinocchietto! Ma chi te ne dice? Qualifico, eh? Agì, guarda che sia quello non lo corchi stasera a casa, te lo resto io. E non mi riesce mai di beccarlo. E cerca di dargli il cazzotto in testa, no? Fallo diventare un nano. Riposati. Inizia il quinto round. I secondi si allontanino da ringe. Tempo! Meglio, Non ti è bastato il calcio che ti ho dato. Oh, e quanto mano c'hai? Oh. A Gigi, sta per quinto round. Si te regge il grugno, il 20° paese che ci arriva. Ma Romagnoli, fagli vedere un santino, può essere che si commuove. E balla pure tu, Gigi! Non ti preoccupare che ti hanno già fissato un posto all'ospedale! Forza, principa! Ammazza! Ma quanti siete? Arbitro, io me ne vado, tu che fai? Mannaggia, li sta a riparare tutti col grugno. Io faccio il tifo per l'inglese.
guarda che cazzo di figura mi ha fatto, fa mezza gente. 6, 7, 8, 9, out! A vittoria la Bobby Vito per knockout! Guardarsene, disgraziato. Tirate su. Andiamo, se ne va. Ma che è finito? Ma non vedi come ha ridotto? Io mi stavo a divertire. Eh sì, ma Gigi mica tanto. Andiamo, piccoli. Perché quello gli ha menato a Gigi? È pure forte. Ma che ha fatto? Piscia a letto? Ma quale piscia a letto, Ti devi da imparare. Portato voi a casa. Io c'ho da fare un momento. E tu chi sei, mamma? No, so zia. Oh, svegli. E questo chi è? L'inglese? Reggerelo. Oh, sta box sarà una bella cosa, ma a me mica mi è piaciuta tanto. Vuole mandare casino. Forse è ancora aperto. Quello di Via Cimara. Allora l'intervista la facciamo in albergo. Ok. A Mr. Bobby Wilson. Permettete? Yes? How are you? Anglese di merda, hai menato a mio fratello. E io motte gonfio come una... Ai? Chi è? Chiappate. Arsene, mettete il cappello, dai. Sei pronto? Che Mi fai? guardi? Perché te sta scarca a me? Mi guardi? Insomma, quale guardi? Che chiami e guardi? Mi guardi? Dai, chi è? Vai, No, valido, ci ho preso Massimo! e tu stronzo. Ma come tu sordi con tutto quello che c'è dentro? Ah, signore, tutta scarseria. Scarpe sfonnate, una mezza pila, giornalacci. E poi questo che è? Che ci faccio? È pure bucato. Beh, e non lo potete far aggiustare? Sì, e poi lo venne una guardia svizzera come ermetto a signore. Vabbè, 2 soldi e un centesimo. A voi. Ah, mastica brodo. Per qui lavori a Farnesina, poi fanno il cottimo con mio fratello. Io con tuo fratello ci lavoro bene. Regina Celi. Sì, ma fra qualche giorno sgrava la regina. E se fa maschio c'ha amnistia. E se fa un'altra femmina? Sappiamo un del culo. Artemio, mi dai i soldi per prendere vino? Ma che te piace? A casa ci ha fracicato tutta la cucina. Poveraccia, mia sorella, c'ha pure ragione. Certo che se vince a Gigi quei 1000 lire hanno fatto un bel passo avanti. Mo mica se farà fregare pure una corsa in bicicletta. Beh, questo magari no. Gigi è gagliardo e toso. Se ne pia subito. Sì, speriamo bene. Annino! Oh, come sta Gigi? Sta bene. Ma a me Rosetta gli stanno a mettere le bistecche crude sopra l'occhio. Riecchete le bistecche. Quanto ce ne messo? Ma per fare effetto bisogna tenerle sopra l'occhio almeno un quarto d'ora. Oh, ci sono tutte. Ma sì, dai. No, perché il ristorante che l'ha ordinata, se ce ne manca qualcuna, poi finisce che la devo pagare io. Siete voi? Credevo che fosse il garzone del caffè. Invece so io, e un caffè mi andrebbe pure bene se me lo offriste. Ah sì? Non mi ricordo di avervi mai invitato. Con la bocca no, ma con l'occhio sì. E si dice che gli occhi non mentono mai. No. E perché no? Adesso no. Adesso sì, invece. Io, per fare quello che voglio fare con voi, l'occorrente me la porto sempre appresso. Voi no? Quando dico una cosa, è quella.
quel caffè quello che ha suonato? Oh. Ancora voi? È in casa mia! Ah, Barù, e state attento che bruciate le lenzuola. Che, me fate fare una tirata? Ah, andate via subito! Chi vi ha fatto entrare? Ma che volete? Mara! Sì, Gigi. Ah. Ma non so come ha fatto a entrare. Deve essere passato da... E dai tetti. Come un gatto. Ma non vi preoccupate, era soltanto per levarmi una soddisfazione. Perché pure io quando dico una cosa è quella. Ah, Barù, permettete, vero? Come vi permettete? Ma scherzo ne farà, buttate pista, andatevene! Altrimenti faccio chiamare il delegato delle guardie di città, via! Oh, ha belli capelli, e se non ci fosse una signora presente, te lo direbbe io, il delegato delle guardie di città, dove l'attacco. E tu te ne stai lì a letto come una mummia senza intervenire? Che razza di vigliacco sei! Uno mi bacia in questo modo davanti a te e non dici niente! Sei capace soltanto di minacciare di chiamare il delegato! Ma fai schifo! Io non mi sporco le mani con un tipo simile! E io invece sì. Tiè e arie. Che maschiaccio. Ti è piaciuto il bacio? Beh, non te fai illusioni perché io con una stronza come te non me ce metto. Io invece sì. Agì, ma che ti succede? Perché non me lo dici? Se siamo sempre detto tutto noi altri, come due amici. So 2 giorni che non vengi all'officina. E andiamo, parla, fate scerfiato, no? Credevo che ti stessi allenando per fare la corsa. Invece sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che l'allenamento li stai a fare con quella zoccola che canta all'Orfeo. Così invece di allenarti per la corsa in bicicletta, ti alleni per la corsa al galoppo. E quando vinci? Ma perché seguite a fare lo stronzo a sta maniera? Oh, io sto a parlare con te, ma me lo rispondi. Almeno cantasse bene, canta come una pecora e balla come un canguro ammaestrato. Anino, e non rompere i coglioni. Ma io ti rompo la capoccia. E c'era stata pure una brava ragazza come Rosetta per qua. Ma che se frega a te di quello che faccio io? Va, Farcesso, va che è meglio. A lavorare ci vieni, a corsa non t'alleni, ma che trovate la vigna di Fragnoni? Ma dico io, ma che vi succede? Vi pare questo è il momento di mettersi a litigare? Ma non avevi visto a che ora è tornato? Si è fatto un amante, una figlia di una mignotta del teatro. Oh, e io mi faccio l'amante che me pare. A parlare del conte Tacchia, chi i soldi che c'ha, si fa pure amante. Insomma, dico, la volete piantare? Ani, neppure tu non esagerare, no? Tu fratello è giovane. Se si diverte un pochetto, mi pare che non ci sia niente di male. Ma lo volete capire che sono 2 giorni che non vi all'officina? E qua la poraccia dello Setta vi appiagna da me. Ma dopodomani c'è sta la corsa in bicicletta. E quelle sono 500 lire che ci servono per casa. Se no quando se la famo sta altra camera? Porcaccia miseriaccia zozza. Ma che è successo? L'officina è chiusa. Per forza, oggi è domenica. Ma che vuol dire? Doveva essere aperta, la bicicletta sta qui, c'avevamo tutti all'appuntamento. Questo è vero. Mi dà un pezzetto. Non è. Nino, Gigi, ve volete sbrigare che fra un po' comincia la corsa? Gigi non c'è sta. Come non c'è sta? Non è venuto nemmeno a dormire a casa. L'altra sera che è tornato era così imbriaco che si perdeva il vino da tutti i buchi. O li portai, ma come? Una gara così importante, via, la partenza solo dal vice sindaco. E ma perdete pure queste 500 lire? E perde 500 lire. Ma che sei matto? Oh, ma dove vai, oh? Ci vado io a fare la corsa al posto da Gigi. Ma allora il matto sei tu. Ma che fai? Ma quando arrivi? L'anno del poi è il mese del mai. Ma non ti sei allenato! Ma guarda tu. Oh, sentite, Nino c'ha ragione. Deve correre, deve vincere, pure se c'ha 35 anni e gli altri c'hanno tutti 10 anni di meno,
Non mi fai da ciancicagno, ma che ne vince? Quello con qua panza che sta ritrova schiatta a metà strada. No, dico, ma qui si tratta di 500 lire. E sti soldi possono significare il matrimonio con Tecla? C'ha ragione, ci dovevo pensare noi a Pallo Vinci. Sentite, voi andate a chiamare Artemio e Toni Lamento. Io vado a beccare il cane. Bene. Andò starà quel paraculo di Gigi? Oddio la corsa. Oddio la corsa. Ancora sono. Sono le 8. Ho fatto tardi. Oddio, 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 oddio. Oddio la corsa. E che bello. Sì, è domenica oggi. È domenica. Dove vai? E devo andare alla corsa. Le 500 lire, ho fatto tardi. La corsa. Ma che me frega a me della corsa? E qui ci voleva uno pratico. Ecco il secondo gruppo! Mo' gli do una bella rinfrescata a Nando. Forza! Vai Nando! Eccolo! Forza Nino, tieni! A Tecla, ma va a morire ammazzata. Oh, quanto sto dal gruppo? A 2 ore. Spignete che recupera. Vai, Gigi! Forza che ci spigniamo noi! Oh, tu via, scocciatoia! E mica lo può fare! Per fartela fai tua! Forza Manico! Dai, Renato! Dai! Dai! Forza pedala! Oh, ma che sta? Pedala che poi fa a mezzo. La Sarzellino! E sta a guardare il capello. Non vedi questo? Io già ne la faccio per conto mio. E che mi tocca incollarmi pure sto armadio. Ma via il treno! Ma chi è stato? Ammazza, vedi che tette! Permesso. Mi fate passare, permesso. Oh, ma che mo' vi accornate? Allora spigni. Vanno bene per Fraschiati? Oddio mio! Quella è semene, dove l'ho?
pernotto qui. No, Nino, dai, forza! Non t'arrendi! Ricordate che stai Romagnoli, no? Romagnoli, ma come? Dopo tutto quello che abbiamo fatto, ste 500 lire devi guadagnare. Sì. Se no, quando si sposiamo, no? Fallo per me, fallo per tua madre, fallo per chi te pare, ma fallo. Ani, sono sistemati tutti. Hai visto, eh? Andiamo, su, non gliela faccio più. Forza. Oramai ho perso il ritmo, capito? E il ritmo te lo diamo noi, dai, allora cerca di pedalarno. Non mi date il ritmo, datemi la cammina. Spignele sempre, sempre. Dio, fulmine, tuo, piglialo! Busta, gli abbruzzi! E vattene! Ma che sei pure là? Di qua! Oddio, ce ne sta un altro. Ma come ce n'è un altro? E non zozzone del borgo. Mannaggia! E mo come fa? E come famo? Niente, abbiamo perso le 500 lire. Arriva? Mamma mia bella, che carvaggio. Che è successo qui? La principale è andata a sinistra per Frascati. Per cartello? Ma quella è il cartello Palistrone, si forza, pedalate che state per arrivare. Ma che pedal? Spigni, va che gliela faccio Dai, più. dai. Mi è venuta infiammazione dei tonsille con sto servizio. Dai, spigni. Ecco, ma sta arrivando! Da solo! E l'uomo dei Trastevere! A nome della città che rappresento, mi congratulo per la vostra vittoria così piena e assoluta. Nessuno dell'avversario vi ha resistito. E l'abbraccio mio te sia premio per la vostra vittoriosa fatica. Sì, vabbè, ma i sordi quando? Domani, al municipio. Fammi una bella fotografia sul sindaco! Ah, mo gli fanno pure Non la... posso appoggiare sul sindaco. Prego. Fermi un momentino. Ma chi te conosce? Ma chi sono? Che succede? È un'indecenza questa! Carabinieri, intervenite! Restate gli disturbatori! Mani! Fermatevi! Ma dove credete sta? In piazza? Erano in 7 contro 1, pure se forte. E Nino era pure mezzo rotto per la corsa, poveraccio. Te credo. Però 2 l'hanno arrestati da quelli là. Lo sai che ti dico? Che te sta bene. Ma te pare che uno all'età tua si mette a correre in bicicletta come un ragazzino? Ma i 500 lire ti fanno comodo, no? Lascia perdere 500 lire, mo. Intanto tuo fratello con le... Aio! Oh! Tiè, guarda come stai bene. Bella, mi pare un frignone che ne abbraccia un altro. Dite un po', ma come mai Gigi non mi è venuto a trovare a quell'ospedale? Perché Gigi... Aio! Ma che cazzo, no? Mi state E dagli con le parolacce, pure in un luogo sacro come questo. Ah, ma non cambiate discorso. E questa che c'ha da piagne? Piagne.
Piagne perché gli dispiace che sei finito qui con due costole rotte e il naso sfratto. Mi frega assai dalle costole rotte a me. Mi frega assai. Quel boiaggio di Gigi non solo m'ha lasciato, ma si è messo paro paro con quella meretricia. Che vuol dire meretricia? Mignotta. Quella dell'Orfeo, no? L'altra sera Gigi a teatro ha scatenato una buriana per quella. Perché uno è montato sul palcoscenico e Saula fa davanti a tutti. Davvero? Signori Dio. Vabbè, ma quello era ubriaco, no? E all'officina non ci va più. So 3 giorni che c'è solo quel poveraccio di mio fratello, che è ragazzino. E non è pratico, no? Adesso piantatela e piantamola, che questo qui, poraccio, sta male e c'ha bisogno di riposo. E noi invece venimo qui e se mettiamo a raccontare stronzato. Mi fate dire parolacce pure a me. E le 500 lire del premio se le ha prese lui. È andato lui al municipio di Frascati a piarsele. E mica per mettere dentro nella carzetta, ma per partire insieme a quella schifosa. Ecco, mo sei contenta. Era meglio se non te ci portavo. Che ha fatto? A Sor Almì, Nino mica è un ragazzino. Prima o poi l'avrebbe saputo, no? Sicché sarebbe partito, Così dicono. Certo che quella l'Orfeo non ci sta più. Senti un po', ma a casa c'è tornato? No. So 3 giorni che non vi a dormire. Vabbè, mo non famo tragedie. Quando esco, io faccio un discorsetto a quel signorino. Uscita, per favore, uscita, è l'ora del pranzo. Mo vi danno da mangiare? Sì. Tanto? Sacco di roba. Oh, io mi butto ammalato. Allora, se vediamo domani. Arrivederci, mamma arrabbiate. Arrivederci. Statevi bene. Anino, ho parlato con Don Placido. Ha detto di cacciare le carte. E su, sbrigamosi, che sono diventata la fidanzata più vecchia d'Italia. Mameretta, non perdiamo altro tempo. Non aspettiamo ste 2000 lire. Sposamosi. E c'hai ragione. Se potevo sistemare a casa tua. E io andavo a dormire su un albero. E c'hai ragione pure tu. Qui il fatto è che c'è ragione tutti. Sorella, e c'ho il pappagallo pieno. Che? Ma che minchia è? Sempre pollo mi date, Io a forza di mangiare pollo le ali mi stanno spondando. Forza che No, sta no, da fermo. una gallina. Questo è il 27. Stretta dieta per imbarazzo intestinale e 2 litri di soluzione acqua e solfato di magnesio. Ma- Suor Sigfrida, il cristere del 27, subito. Sorella, ma dico io... Ma io ho bisogno di mangiare pollo. Ma qua roba mica si mangia. Ma... A Sora Serfi, guardate che c'è sta lo sbaglio. Io sto bene, non c'ho niente. Guardate che mi sono messo qui per mangiare un boccone, non è che c'ho niente. Fermo. E sto benissimo. Tu non fai il guardate. movimento o io ti do il cazzotto in testa. Fermo. No, Questi lasciate- romani, sempre capricciosi. Mangiare, mangiare, ma non mai prendere medicamenti. Fermo, t'ho No, detto. culo, no, è Tieni culo, fermo, no, tu no, annatica. Sto bene, io non c'ho niente. Roma parla e tu, io sto soltanto che io voglio bene. Notte parla e tu, mormorio di tutte le fontane. Con quell'aria che fruscia tra i rami come un respiro. Dai un brivido dolce come vorrei fare io. Roma parla e tu, perché tu ce lo sai che l'ho nel cuore. Roma parla e tu, ma scegli ad una le parole. Lei ne capirà, nel mentre che io per primo bacio. Se stringerà più forte, E si piace, me lo dirà stanotte. Sì, va bene. Venezia, Firenze, Napoli, tutto quello che ti pare. Ma una città come Roma non si batte, no? Lo dici come se l'avessi fabbricata tu. Poi il clima di questa città, che delizia. A Milano devono già portare il cappotto. A proposito, fra poco il freddo si farà vivo anche qui. E io, tesoro, dovrei rinnovare il mio guardaroba. Beh, te scardo io. Ma se sei un po' a corto di quattrini potrei accettare... Sì, la scrittura che Tamburella mi ha proposto per la stagione al Trocadero di Napoli.
Napoli è la piazza mia. Ci ho fatto sempre successi mai visti. Al Trocadero poi ho lanciato la Petite Tonkinoise. La conosci? Tararatatatatatero, tararararararara. Piantala! Ma che ti prende? Tu Cortea trai chiuso. Te l'ho detto, hai da essere solo la donna mia. Amore. Ma io lo dicevo soltanto per aiutare la barca. Tamburella, il mio impresario, ha detto che mi farebbe dare anche 5 lire per sera. Io a quel tamburella lo sfonno e in quanto ai soldi non te devi preoccupare. Tocca all'uomo a pensarci. Va bene, va bene. Ma se sei geloso potresti stare sempre con me, non so, nel mio camerino. Ma vuoi capire che non voglio proprio che sorti in palcoscenica fa vedere le cosce a quei 4 burini che ti chiedono la mossa? Perché? Non ti piace? No, non mi piace. Ma questo? Ti piace? Che vi sei sciolto? Si tratta di Gigi. Non ne voglio sentire parlare. No, parliamone invece, guarda un po' qua. Il colpo alla gioielleria di Corso Umberto, lo scontro con la polizia. Le guardie hanno arrestato il presunto paro Luigi Romagnoli di anni 28, abitante in vicolo del Moro 31, rilasciato in serale per mancanza di prove. Oh! Non me ne frega niente di quello che c'è scritto sul giornale. Ma insomma, maresciallo, perché lo dovrei lasciare? Vedete, questo Luigi Romagnoli fino a qualche mese fa era un bravo ragazzo, buono, onesto, faticatore e fidanzato. Sua madre, che io conosco personalmente, è un'ottima signora, un'ottima signora. Poi il ragazzo vi ha conosciuta e sta diventando un mascalzone, pregiudicato e ammonito. E potrebbe commettere qualche reato da 15 anni di carcere, come se li è presi un certo Trofarelli per la rapina al banco del lotto di Piazza Madre di Dio a Napoli. E lo so. Per amore c'è chi addirittura ha rinunciato alla carriera, alla vita, a tutto. Se lo amate veramente, sparite dalla sua esistenza. Partirò questa sera stessa. Avete ragione. Ho la vostra parola? Sì. Da parte mia vi prometto che la signora Trofarelli, moglie del detenuto Trofarelli, io non l'ho mai conosciuta, mentre rimango devoto amico e ammiratore della bellissima artista Mara del Fiore. Che voleva? Che voleva chi? Il maresciallo, su. Che ti è venuto a dire? Ma è venuto a dirmi che, insomma, devo lasciare Roma, e subito. Lasciare Roma? Ma che gli frega a lui? E mica ti può obbligare. Sì, certo, ma sai com'è? Meglio non mettersi contro quelli della polizia. Possono sempre darti fastidio. Certo, come no? E allora? E allora gli ho dato la mia parola che sarei partita stasera. Che hai fatto? Ma questo non vuol dire niente. Possiamo andarcene insieme. Che cosa ci stiamo a fare qui? Andiamocene. Abbiamo venduto tutto. Partiamo subito stasera, per Napoli. Posso ancora riprendere la trattativa col Trocadero. C'hai ragione. Andiamosene via. Lascia perdere trattative, perché a te ci penso io. Ma non hai denaro, lo so. Tu prepara le valigie e aspettami. Dove vai? A rimediare un po' tesori.
Tu rimani qui buona buona, non te muovi e aspettami, hai capito? Ciao. Ah, vedi chi c'è? È il fabbro del vicolo del Moro. Che, sei venuto a drizzare i cancelli del Colosseo? Te la sei portata in Cudine? Abbassa la faccia tua. Cerchi la lite? Può essere. Ci provare perché potrei diventare nervoso. Ah, e allora io mi cago sotto dalla paura. Insomma, che vuoi? Senti, Agì, ma era stato solo come un disgraziato all'officina. Qua la poraccia di Rosetta piagne che pare la fontana dei Trevi. Mamma sta male, per la vita che ti sei messa a fare. E ricordati che te potrei pure denunciare per i soldi che ti sei rubato a casa. Ma tu, a quanto pare, ho letto sul giornale che già c'hai avuto a che fare con la polizia. Sei una specie di professionista. Intanto una parte dei soldi che tu dici che ho rubato era pure la mia. E uno non può essere denunciato perché ruba a se stesso. A mamma un giorno o l'altro la venga a trovare. E poi di te, di Rosetta e dell'officina non me ne frega niente. A ogni modo dovresti essere contento che me ne sono andato di casa, no? Mo' c'hai la stanza tutta per te. Te puoi pure sposare con la poveraccia di Tecla che so 80 anni che aspetta. Sai che ragnatele che ha fatto quella? Ma è meglio che non la sposi e gli fai fare la mignotta. Sai quanto guadagneresti? Ah, boiaccia. Che, t'ho fatto paura? No, ma hai fatto schifo. E allora fatteli i cazzi tua. Oh, chi si rivede? Come mai da ste parti? Dimmi un po', ci stanno sempre quelli che giocano a zecchinetta del là. Beh, sì, la solita partitella. No, aspetta, G. Quelli giocano forte, non è roba per te. C'è stato Dorello del Mandrione, il Pupo, il Viterbese, Stripper Tartaglia, tutta gente da naso. E levate da mezzo. Salute a questa bella compagnia, che è la gente più meglio che ci sia. È Gigi Romagnoli, ci si può fidare. 1 lira sul 7. 2 lire sul 5. Paga. Toppa. Puntata massima 10 lire, minima 2 lire. Per banca al Viterbese. Spillo 1 lira. Spillo 2 lire. Sì, io lui con 2 lire. La prima è mia, la seconda è tua. Mi sta bene. Buono è re. Lo vio per 5 lire. E il 4 è buono. E il 6 è buono. È mio per 2 lire. 5 lire sul Fante. 1 lira sul 7. Pure io. 3 lire sul re. Cinque al Fante. Mi sta bene. 3 sur 2. Il 2 è fatto. 5 lire sul 7. Hai perso. Ma avanzi 2 lire. Qui non si gioca a credito. Oh, e mica scappo. A sto tavolo non si gioca a credenza. Dai. Andiamo avanti.
questa te la sei preparata e chi fa sti giochetti con noi paga de brutto. Ah, infame. Oddio, che succede? Oh, che volete fare? State per buono. Fuori dalle coglioni voi altri! Con i bari non si fanno complimenti. Presto, va a chiamare qualcuno, che se no qui stasera ci scappa per morto. Ma succede? Mi fanno chiudere l'esercizio. Ma che me frega, cammina, vai a chiamare le guardie. Vado. Striscia! Stanno dall'altra destra! Piove! Via dei coltelli! Uè, che succede qua? Salve, maresciallo. Oh, maresciallo. Come mai da ste parti? Bevete un goccetto con noi, maresciallo? Vi ho chiesto che è successo. Niente, una discussione tra amici. Stavamo a giocare un par di litri a scopone. Quando sto matto non mi rompe il 7, io c'avevo il 7 bello in mano. Uno scopone tra amici. E questo come te lo sei fatta? Sono cascato su un chiodo arrozzunito. Perquisiteli. Oh, ma che ne dasti? Io mica porto armi addosso, sono una persona per bene. Niente, maresciallo, sono tutti puliti. Tutti puliti, eh? E tutti quei coltelli a chi appartengono? E che ne sapevo? E chi ha visti mai? Saranno di qualche cliente. Si capisce. Ma siccome adesso c'è il sistema delle impronte digitali e qui di clienti non vedo che voi, una nottata al fresco non vi farà male. Portateli via. Ma che faccia, resta? Ma che abbiamo fatto? Tu vieni con me. A maresciallo, questo è un abuso. Oh, ma che sta... io sto incensurato. Vada, ma passa prima a avvertirmi moglie, no? Che storia, fuori! Piano! Guaglio, tu hai avuto una grossa fortuna, che io stavo passando proprio da queste parti quando Romoletto è uscito per cercare aiuto. Se no quei 5 ti avrebbero steso in gamba. E non è finita, eh? D'ora in poi dovrai stare molto attento, quelli lì non scherzano, eh? Ah, maresciallo, e mica è stata tutta colpa mia. Buonanotte. Voi ce lo sapete, mi conoscete da quando che sono nato. Si sono ammucchiate tante situazioni che io a un certo punto non ci ho capito più niente. E so cose che succedono all'uomini. Ho perso un po' la testa. Voi pure sarete state innamorato una volta nella vita, no? Io? E che c'entro io? Si tratta di te. Beh, io avevo detto, mi sono lasciato un po' andare, ho fatto qualche debituccio e stasera volevo tirare su un po' dei soldi. Ma vi prometto che tra un par di giorni ritorno a lavorare in officina. Sul serio, me lo prometti? Ve lo giuro, maresciallo. Però prima devo sistemare un par di cosette. Voglio crederti. Io non mi sono mai sbagliato nel giudicare un uomo e non voglio pensare che tu adesso stai facendo la scena. Perciò stai attento, perché di marescialli Cenciarelli ce n'è uno solo. E se continui per la strada che hai preso, finisci in galera dritto dritto quando è vero Dio. Oh, signora Armida, buonasera. Che fate? State pigliando il fresco? Ciao, ma. Buonanotte, maresciallo. Ciao. Stavo facendo il mio giretto di ispezione quando ho incontrato vostro figlio che tornava a casa, così abbiamo fatto 2 passi assieme. No, Gigi stava a fare cortellate all'osteria dell'Infrascata. Quando ho saputo che l'avevate arrestato voi mi sono sentita tranquilla. Lo sapevo che me l'avreste portato qua. Avrei dovuto arrestarlo, ho mancato al mio dovere. E del resto come avrei potuto mettere le manette al figlio di Armida?
della via Armida. No, vi prego, non fate così, Armida, non dovete piangere, vi sciupate il viso. La rosa di Trastevere vi sembra ieri e noi quanto tempo abbiamo perso. Metti giù. Ho detto, metti giù. Ma aspettate, fatemi spiegare. Non voglio che mi spieghi niente. Ridammelo! Non fate rumore, state brava. Vi prego. Dammelo, t'ho detto. È l'unico ricordo che ci ho di tuo padre, non me lo puoi portare via. Ho bisogno di soldi, una cosa urgente, ve lo giuro. E poi mica lo vendo, lo porto al monte. E poi lo vado a prendere. Lo disimpegno, ve lo riporto. No, non voglio. Non voglio, non lo devi fare. Oggi non lo devi fare. Gigi, non lo devi fare. Gigi. È bianco! No! Carzone! Delinquente! Ma che voglio ancora? Vattene la casa! Non te voglio più vedere qui! Il nostro posto! Vattene! Tenete a mano. Assassino! Chi è? Matrascio del vicolo del Moro, gramma fra fratelli, madre e figlio, accurati, e l'altro la regina Coeli. Ma no, io non ho perso perché... Dai, non ho perso! No, ci facciamo più! Remo, Oscaretto, venite un po' qua. Sentite, veniteli voi i giornali, perché a me oggi non mi va. E che dobbiamo darsi là? E che tu dessi là?